trovata Cristina di Buonasera a Casale te e a tutti chi ci ascolta e ai adesso, nostri ci vede, followers. e i nostri follower. Esatto, che si stanno collegando. Allora, Piano piano. Casale Valle Chiesa, piano piano, Sì, Casale Valle Chiesa stavo dicendo che si trova proprio a Frascati, quindi proprio nel cuore della DOC Frascati, e stavo leggendo che è il vino di Roma dal 1880, 5 generazioni. 5 generazioni, veramente una bella storia, diciamo. Noi, ecco, un'azienda storica, noi, diciamo, le 5 generazioni si sono tramandate di padre in figlio questo bellissimo lavoro. Diciamo, con la nostra generazione, con quella di mio figlio, sono 5 generazioni. E quindi insomma siamo partiti con il carretto a vino perché oltre a produrre insomma, il vino lo consegnavamo a Roma alle osterie. Una volta c'erano le osterie con il classico, con il tradizionale carretto a vino. Quindi se n'è fatta di strada perché dal carretto ad oggi che vendiamo online, lo shop online e anche di più, insomma, si è fatta una bella, Anche di più. anche di più. Salutiamo Bruno che ci sta seguendo, il figlio di Bruno, Cristina. sì, Oramai siamo arrivati alle il criptovalute, siamo arrivati, valute. E Esatto, certo, le perché criptovalute. lo È abbiamo una avuto sua ospite, creazione. esatto, lo abbiamo avuto ospite al nostro TG Wine, insomma, con questa innovazione, il primo NFT su un vino spumante del Lazio, quindi queste 1000 bottiglie di Malvasia puntinata, metodo classico. Come sta andando l'asta che è iniziata e chiuderà il 10 marzo? Sai qualcosa? Ci puoi Tan- anticipare qualcosa? Allora, io so poco perché devo dire che questo è molto un prodotto, il figlio di mio figlio, diciamo, perché le nuove generazioni su queste cose sono all'avanguardia e sta andando bene. C'è chi sta facendo l'asta, quindi sta puntando su questo NFT, quindi vediamo come andrà, ma sicuramente andrà bene perché c'è anche molta curiosità nell'acquistare un qualcosa anche legato al vino, che magari uno lo vede come una cosa un po' astratta, invece diciamo astratta con l'NFT, però legato al vino che comunque è una cosa tradizionale, una cosa antica, un'arte, io la chiamo l'arte del vino, quindi è stato una bella pensata di mio figlio. Ecco, non mi voglio addentrare troppo nei particolari perché io veramente di queste cose ne so poco, però Sì, sì. Ci ha riesco con spiegato bene, fatica. insomma, Io qualcosa. riesco con fatica a capire proprio il meccanismo, però insomma poi piano piano anche diventerà uso comune anche tutte queste cose un po' per me astratte. Astratte. Quindi possiamo dire, insomma, proprio Casale Vallecchese è proprio Sì, innovazione e tradizione, poi questo è il riassunto pura. dell'azienda, E giusto? sicuramente è il nostro must, diciamo, innovazione e tradizione, cioè non vogliamo abbandonare la tradizione che veniamo noi, quindi abbiamo una tradizione, abbiamo una storia, diciamo, centenaria che ci portiamo dietro le spalle, però non per questo ci preclude il fatto di fare innovazione, sperimentazione, andare avanti e sondare cose sempre nuove, ripeto, anche un po' fuori dalla nostra, per la mia generazione, giustamente io parlo No, no, anche di per la mia, anche per la mia. un po' fuori dalla, diciamo, proprio dell'immagine, sembra quasi un film di fantascienza, ma non siamo nella fantascienza, ci siamo dentro, quindi è stato un bel, insomma, un bel tragitto, un bel camminare. Certo, certo. Senti, ma la tradizione è della famiglia Gasperini, giusto? Sì, Te sì, sei io sono su, un'acquisita, diciamo, possiamo dire. bravissima, bravissima, sono subentrata dopo un periodo, diciamo, non legato al vino, mi sono dedicata a tutt'altro, però poi una volta, perché lo vedevo un po' come una cosa, come posso dire, perché mio marito sempre al lavoro, sempre, come una cosa quasi, cioè,
che sottraeva un po' il ruolo, no, del padre alla famiglia. Quindi lo vedevo un po' distaccata. Poi invece è venuto a mancare proprio il fondatore, che era il mio suocero, e mi sono avvicinata e ho scoperto un mondo, ecco, mi sono appassionata, ho studiato, sono diventata sommelier, ho voluto veramente entrare nel vivo di questo lavoro e quindi di questa, sì, di questa Certo, e adesso ti bellissima. dedichi a tempo pieno, insomma, all'azienda? Diciamo che io mi dedico molto alla parte, diciamo, eventi, ospitalità, faccio, ecco, questo mi dedico a quella parte là, un po' curare quello che è anche lo shop, sì, insomma, mi sono ritagliata una parte, quella un po' più di, ecco, di divulgatrice, e comunicare quello che è, insomma, è stata la famiglia di mio marito. Ormai sono tanti anni che, insomma, che faccio parte di questa famiglia, quindi ormai so tutto. Certo, E, certo, certo. quindi l'ho vissuta pienamente e quindi posso avere, insomma, anche io un pochino lo scettro di Lo regina scettro, certo, certo. dell'azienda. Certo, certo, ma infatti noi ci siamo conosciute per una manifestazione, Tour di Vino, quella di Castelnuovo di Porto, dove voi avete partecipato, insomma, e lì abbiamo detto, va, serve una diretta, cominciamo a far conoscere anche, insomma, le tante aziende del Lazio che stanno lavorando bene, insomma, perché stavo dicendo anche nell'introduzione, c'è un po' la rivincita di questo Frascati, che negli ultimi anni era stato un po' bisfrattato, diciamo, possiamo dire, insomma, un po' Certo, per la certo. scelta delle cantine sociali, comunque erano quasi tutti anche i coltivatori conferitori, quindi conveniva Certo, magari coltivare la malvasia di Candia che è più produttiva, certo, certo. dà meno Insomma, problemi, meno. invece adesso si punta a dei frascati d'eccellenza. Certamente, Eh? certamente. E voi quanti frascati fate? Eh sì, Due? noi, Eh? allora, noi ci troviamo, come hai detto te, a Frascati, ma in via Pietra Porzia, che è una via particolarmente evocata alla produzione del Frascati, quindi stiamo proprio a ridosso del vulcano che era il vecchio lago Regillo, quindi siamo proprio nel cuore del vulcano e grazie a questi terreni vulcanici riusciamo ad avere dei vini, insomma, importanti e che nulla hanno da invidiare a tanti altri vini blasonati. E giustamente si è cambiato, come hai detto te, non si, insomma, la Malvasia di Candia era più produttiva, anche se ancora si coltiva la Malvasia di Certo. Candia, però facendo delle lavorazioni comunque con una bassa resa, il prodotto comunque è sempre un prodotto valido. Infatti noi lavoriamo essenzialmente, diciamo, la Malvasia puntinata, la Malvasia puntinata è una Malvasia del Lazio e abbiamo anche una piccola produzione di Malvasia di Candia. In questo caso, nel vino che stiamo, delle Rubbie, questo Eccolo qua, vino, aspetta, lo facciamo vedere, sì, eccolo qui. ecco, sì, il Frascati DOC questo, c'è una parte di Malvasia puntinata, una parte di Malvasia di Candia, abbiamo un Trebbiano e il Greco, quindi qui abbiamo una parte di Malvasia di Candia che è circa un 50%, però ripeto, anche proprio la lavorazione, facendola rendere comunque meno e lavorando bene in vigna, anche la Malvasia di Candia dà delle buone, insomma, dei buoni prodotti. Basta sapere lavorare bene in vigna, poi insomma l'enologo e quant'altro, però ecco la base è la vigna che dà poi i prodotti insomma migliori. Certo, e certo. E come dicevi, siete anche in un posto particolare, con terreni Ecco, particolarmente evocati, vulcanici. noi Ma io abbiamo, sono stata in un'azienda vicino a voi, proprio sì, in via Tenuta di Pietraporzia, dove certo. hanno ritrovato proprio la sorgente del lago Regillo, che adesso, Ma insomma, anche noi ce anche l'abbiamo voi ce anche noi una l'avete? sorgente E non l'ho vista naturale. da voi, eh? Devo venire allora. Noi abbiamo una sorgiva naturale
e abbiamo anche una cisterna romana che abbiamo trovato, e in più c'è una grotta di tufo, ma proprio antica, e ancora di più abbiamo una strada romana antica, i lastroni di basalto all'interno della nostra tenuta, perché noi ci chiamiamo Valle Chiesa e abbiamo anche i vigneti, diciamo, in una parte che si chiama Santa Croce, proprio perché lì si facevano le processioni andavano fino alle catacombe, quindi c'è proprio una strada che porta fino a Roma. E noi ce l'abbiamo in azienda, cioè per noi è normale avere queste cose, ma non è normale per chi viene, perché abbiamo comunque la storia, abbiamo il vulcano, abbiamo le sorgenti, abbiamo tante cose, quindi dobbiamo far sì che, cioè, che le persone vengano a conoscere luoghi vicini, non andare sempre in Toscana, Langhe, per carità, bellissime, ma anche noi abbiamo, Beh, insomma, da far noi vedere, siamo vicino Roma, da... quindi cioè, a Roma come ti muovi sono 2000 anni di storia e sono luoghi che piacciono, a Certo. volte sono più apprezzati dagli stranieri, gli americani che amano queste cose, che rimangono meravigliati da queste bellezze proprio, ecco, magari ecco in vigna e invece come dicevi te, praticamente invece molti noi ci spostiamo, ecco, andiamo in altre regioni, dobbiamo apprezzare di più. Ma voi fate delle experience? Ho letto. Certo, noi facciamo delle wine experience che è proprio una, diciamo una passeggiata nella vigna, spieghiamo i vigneti, le potature, diciamo anche i sistemi di allevamento e piano piano, cioè, noi vediamo, e certo è una cosa richiesta molto dagli stranieri, però anche, diciamo, anche insomma, le persone anche di Roma, delle persone che vengono vicino anche fuori regione, comunque apprezzano, perché poi dopo uno gli fa proprio conoscere bene anche il territorio, cioè vedere anche dove si produce il vino e poi ritrovarlo nella bottiglia. Uno capisce tante cose, capisce perché il vino è particolarmente, magari ha dei sentori particolari, ha una mineralità particolare, è quello proprio, far conoscere il territorio per poi riconoscerlo nella bottiglia. Eh sì, io consiglio sempre le visite nelle cantine perché ti lasciano quel qualcosa in più, anche quando si fanno le degustazioni belle nei locali con esperti sommelier, però quando si vive Non è proprio il uguale. posto e poi l'esperienza diretta di chi lo fa, il vino è impagabile, secondo me. Sì, sicuramente sì. E poi sembra strano, ma ogni volta che uno assaggia il vino, io lo vedo, lo assaggio in un ristorante, per carità, però quando lo assaggi da noi, nell'azienda, non lo so, Ha guarda, un altro sempre sapore. sarà una mia sensazione. Cioè, tante volte dico possibile che qui forse dico quando lo assaggiamo noi in azienda, che pure con le no, proprio sembra diverso, sarà una mia idea, però non lo so, mi dà quella sensazione sempre come se fosse migliore, forse proprio perché si trova nel suo luogo, no? Quindi nel Cioè, suo posto. certo, certo, nel suo Anche con le habitat. temperature, con la temperatura, perché magari è abituato a quel tipo di temperatura, a quel tipo di ambiente, lo riconosce, lo sente suo. Certo, certo. Senti, parlando di vitigni, voi ho visto che avete soprattutto vitigni autoctoni, puntate molto su questo. Essenzialmente, sì, sì, noi puntiamo essenzialmente sui vitigni autoctoni, e quindi abbiamo sia la Malvasia puntinata, la Malvasia di Candia, abbiamo il Bombino, abbiamo il Vellone, abbiamo un po' di Trebbiano, insomma, abbiamo tutti l'unico vitigno che abbiamo, gli unici vitigni che abbiamo come bianco, l'unico vitigno internazionale è il Viognier. Ma la scelta dei Viognier è stata decisa dopo che mio marito è stato a una, come posso dire, si è sentito a Tiglioscenza in un convegno ed è rimasto affascinato perché ha detto, non lo so, io il Viognier lo vedo bene perché lui l'ha parlato con tanta, diciamo, enfasi perché riteneva che il Viognier nei nostri terreni vulcanici trovava proprio il suo terreno ottimale.
e quindi lui si è entusiasmato, io un po' meno, io volevo più mettere qualche, invece poi devo dire che la scelta di mettere il Viognier è stata giusta, perché veramente noi è da poco che si produce, perché è stato impiantato insomma non tantissimo tempo fa, però ho visto che dà dei buoni risultati, Eh quindi sì, beh, diciamo Attilio Scienza diciamo che ha messo lo zampino su varie aziende del Lazio con questi vitigni internazionali, studiando questo appunto. diciamo è un vitigno però che ci abbiamo creduto, perché proprio è anche sentendolo è, anche perché proprio si è adattato bene, ha preso proprio la mineralità, quindi gli ha dato un'esaltazione ancora maggiore. Certo, è un vitigno internazionale, quindi si produce dappertutto, Certo, però da però noi nel certo. Lazio con il terreno vulcanico ha un quid in più, cioè ha un qualcosa in più. Certo, perché poi c'è il terroir, quello che dico io, no? Perché il vitigno può essere lo E stesso, però un lo fa conto che, quello. che cresce ecco, a Frascati, un conto che cresce in Francia, insomma, come tutti i vitigni, c'è tutto il terroir di contorno. E che ci fate un metodo Charmat con il Viognier e Donné? Anche il metodo Charmat. Sì, Anche il sì, metodo abbiamo Charmat. fatto anche, sì, un po' abbiamo provato a farlo. È un buon, diciamo, ci è piaciuta come idea di farlo proprio con il Viognier. Abbiamo certo raccolto quelle acidità, insomma, Giuste, penso certo, che per era la a metà di agosto, spumantizzazione. con le acidità giuste. Un metodo Charmat lungo, quasi come, insomma, più dei mesi, diciamo, quelli da manuale. E niente, è stata pure quella è stata la prima, diciamo, anche quella una sperimentazione, è stata la prima produzione di quel tipo di, con quel vitigno, proprio il Certo. 100% Viognier. Certo, certo. Poi dal metodo Charmat siamo passati al metodo classico con la Malvasia e quella bisogna Cioè, aspettare, però quella è il vino in generale è pazienza, eh, ma con il metodo classico ancora di più. Insomma, noi siamo curiosi, quindi spesso magari lo testiamo, cioè lo controlliamo, andiamolo, perché insomma c'è sempre quella, insomma, il fervore di degustarlo. Uno vorrebbe subito, no? Un po' la smania, però quello ci vuole tempo, quindi sta là, l'abbiamo messa a riposo. certo, certo. Allora parliamo del Frascati, eccolo qua. Stavi dicendo 50% Malvasia del Lazio, 20 Malvasia di Candia, poi Trebbiano Toscano e Greco, 15 e Sì, 15. sì. Allora, è un frascale, adesso io l'ho già aperto perché anche se sono sommelier poi mi impiccio durante le dirette, quindi Certo, certo. mi anticipo con il lavoro. Con Adesso il allora lavoro ti porti avanti. mi porto avanti, ce lo degustiamo insieme a Cristina. Allora, le rubbie, perché si chiama le rubbie? Le Rubbie perché è un'unità di misura del territorio, proprio di Frascati. Tant'è vero che su quella scia, l'altro Frascati di OCG, l'Eredio, abbiamo proprio è un'unità di misura romana che veniva data, l'Eredium, che era Ah, riferito a un appezzamento di terreno che veniva dato ai figli, in effetti eredità, no? Deriva proprio certo, quindi da abbiamo questo ripreso per i due termine. Frascati proprio l'unità di misura romana, e in questo caso per l'Eredio, e per le Rubbie l'unità di misura frascatana, diciamo, del nostro territorio. Certo, certo, ho capito, sì, perché i nomi hanno sempre, mi piace sempre chiedere perché i nomi, perché ci sono sempre delle storie dietro ai nomi di vino. Certo, Allora, un bel giallo paglierino, per questo Frascati. sì, 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 molto Ah, bello. Un bel... al- eh sì, bello. Al naso, allora io non sono bravissima però arriva frutta gialla, eh? Sì, sì, c'è un po' di ginestra, c'è molto, insomma, molto Quindi fiori floreale. gialli, sì, 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 sì. sì, E fiori anche la gialli. mineralità si sente comunque. Molto minerale, io questo te lo stavo dicendo, ma quella è una caratteristica dei nostri vini, è proprio il soffio minerale che arriva al naso, e quindi è quello che proprio ti fa capire che siamo nel territorio vulcanico. È il nostro, io dico, bollino di riconoscimento, insomma, dei vini. Questo dovrebbe essere, perché il territorio ce l'abbiamo qua, il Certo, vulcano ce nel l'abbiamo nel bicchiere, nostro.
nel ce l'abbiamo nel bicchiere. bicchiere. Certo, certo, certo. Poi abbiamo anche sentore di agrumi, quindi Sì. una parte di agrumi, una mandorla dolce, un pochino diciamo, di frutta secca. Eh sì, un bel bouquet per questo Frascati. Allora, bello, fresco, persistente in bocca. Fresco, sapido, molto, diciamo, è un, ripeto, è un Frascati DOC, insomma, è un DOC, un 13 gradi, quindi un vino anche, insomma, che può accompagnare sempre anche, insomma, dei piatti importanti. E niente, insomma, ecco, noi abbiamo, perché tanti magari anche nel nostro territorio ma non producono il DOC, no? Fanno solo il DOCG. Invece noi abbiamo mantenuto il fatto del DOC, perché comunque anche per distinguerlo dall'Eredio, perché l'Eredio c'è un 70% di Malvasia puntinata, come ti dicevo, e Sì, quindi abbiamo voluto distinguere, ma comunque niente leva come qualità al confronto dell'altro Frascati di OCG. Cioè non è perché tante volte non riesco mai a far capire che un DOC non vuol dire che è meno, è certo, diverso, ha delle caratteristiche diverse. Questo magari la resa è un pochino poco più alta dell'altro Frascati, ma poco di più, ma sono piccole, proprio piccole inezie. Infatti tante volte mi dicono dice perché questo vino? Perché dice potrebbe essere benissimo un DOCG, però noi l'abbiamo mantenuto come DOC, anche perché è nato DOC e insomma, lo lasciamo così. e rimane Sì, doc, anche perché sì, per avere due tipologie, no? di Frascati, certo, certo. E Perché dell'Eredio poi fate abbiamo anche anche la la riserva. riserva, brava, infatti stavo arrivando lì. Stavo, addirittura fa un affinamento, stavo leggendo in 4 mesi in tonneau, È una vero? cosa lunga, guarda, è stata 1 anno e mezzo di affinamento, perché da disciplinare la riserva deve stare 3 mesi, minimo 3 mesi in bottiglia, ma noi c'è stata proprio una infinità, perché ha fermentato nell'acciaio, l'abbiamo messo nel tonneau, ma del tonneau anche 5 mesi, forse anche 6, e poi tutto l'altro, altri mesi in bottiglia, perché quando si assaggiava con l'enologo non era pronto, quindi non abbiamo fatto uscire il vino perché doveva uscire, ma l'abbiamo fatto uscire quando era pronto per uscire. Ma certamente l'abbiamo potuto fare perché sono poche bottiglie, è un piccolo appezzamento, è un cru, quindi una piccola produzione, quindi in quel caso non è il vino quello che commercialmente, no, ti fa insomma vendere e Certo, incassare su. È un vino che insomma, l'abbiamo pensato proprio per farlo uscire al momento preciso, dove quando era proprio giusto per farlo uscire. Quindi è stato 1 anno e mezzo, devo dire. certo, Quindi oggi certo. l'abbiamo riassaggiato in fase di una degustazione, devo dire che è una riserva 2018, ma ancora vita lunga, perché c'ha un'acidità, poi insomma spero insomma che lo potremmo poi assaggiare in un'altra Ma occasione insieme. io l'ho assaggiato Ah, agli auguri del Frascati, del consorzio Frascati che avevano fatto a Palazzo eh, Borghese e c'era l'Eredia. Adesso non mi ricordo se era quindi riserva o no, però sicuramente ho fatto anche un post, anzi, e ti dico anche una cosa, che c'è un certo, me lo sono andato a ritrovare, Luigi Ascione, che non so se ci sta seguendo, che perché l'Eredio ha una bottiglia molto pesante, una bottiglia importante e pesante. Io, dopo aver fatto il post, Luigi Ascione ci scrive, insomma, che oramai non si usano più queste bottiglie sì, perché non è la ha bottiglia che ragione. fa il grande vino, che bisognerebbe usare bottiglie più sostenibili, insomma, perché si fa male all'ambiente, tutto un commento, Sì, insomma. Quindi sì, che rispondiamo sì. a questo Luigi Ascione che ci ha scritto? Come mai questa Allora, scelta? rispondiamo che lui, allora, la scelta è stata fatta, diciamo, non adesso, quindi è stata una scelta fatta, insomma, Un tempo po' di tempo. dietro. E
Sì, e calcolando che questo non è un vino, cioè nel senso che è un vino che deve essere conservato. Ci serviva un vino che avesse avuto un vetro più spesso, più scuro, più che teneva, diciamo, a riparo il vino. La scelta è stata quella. Tant'è vero che noi non abbiamo fatto, è vero che adesso col sostenibile cerchiamo tutto, ad esempio noi pure i tappi sono sostenibili e abbiamo pure il certificato della CO2 che insomma che consuma, cioè ce l'hanno proprio dato perché siamo attenti a questo, però per quella bottiglia si è scelta proprio il vetro spesso per preservare. Siamo un po' controcorrente, però devo dire che anche i cartoni dove noi mettiamo le bottiglie non sono da 6, ma sono ad esempio da 4 bottiglie che fanno il totale di un cartone da 6. Quindi abbiamo cercato anche di diminuire la quantità di bottiglie, sono poche insomma, di bottiglie, Certo. quindi guarda, potremmo sollevare polemiche sul vetro a non finire, che io leggo dappertutto questa Tanto cosa. adesso non si trova più E tanto, dicevano che insomma adesso c'è un problema di approvvigionamento proprio per il prossimo imbottigliamento, nemmeno si trovano le bottiglie di vetro, diciamo. Quindi, No, infatti forse ritorneremo a una volta, come una volta il vetro, allora bisogna ritornare proprio a rendere il vetro il e reso. fare, no? Come si faceva una volta che si rendeva, quindi bisognerà cambiare proprio il sistema anche delle bottiglie di vetro. Certo, certo. Vabbè, Quindi in abbiamo quel caso risposto allora sì. anche a Luigi Ascione che avevo fatto questo post in questo splendido palazzo con queste volte, insomma, con il vostro vino. E quindi questa è la dimostrazione, l'Eredio, che anche i vini bianchi possono invecchiare e possono invecchiare bene. Sì, perché ripeto, quando c'è una cura, un'attenzione, quando si segue una linea della qualità, i vini nostri laziali, che erano sempre dei vini un po' visti come vini, no? Che dopo un po' di tempo il vino andava a scendere, cioè non c'era, io lo so che diciamo scrollarsi poi da dosso la quantità è stata fatica, Sì, no? È stata molto faticosa, però bisogna riconoscere che adesso ormai, ma tutti quanti, insomma, si punta sulla qualità e la qualità fa sì che i produttori riescano a fare dei vini da invecchiamento che non temono, insomma, gli anni, proprio perché c'è l'attenzione quasi maniacale adesso a fare certe cose e quindi l'attenzione al fare il prodotto di qualità. Poco, perché questo per dire una resa di 70 ettari, quindi 60, quindi è proprio poco. Quindi c'è poi una selezione, una raccolta a mano, la selezione, proprio non si raccolgono i grappoli, quelli che non sono integri. Quindi più di questo, cioè quello che abbiamo dato noi per fare la riserva, veramente più di quello non potevamo dare. E quello che e poi ritroviamo nel bicchiere, si vede che c'è quella attenzione, diciamo certo, proprio ai minimi dettagli e si ritrova. certo, Quindi più certo. di questo penso, insomma, No, no, l'abbiamo dobbiamo fare assaggiato. sempre meglio, no? Sempre meglio dobbiamo fare, perché non è che uno dice, però ecco, abbiamo fatto tanto, c'è proprio un grande lavoro. Certo, certo. Allora, tornando alle nostre le rubbie, allora, è quasi Sì, ora di cena, con che lo abbiniamo? Te hai un piatto particolare, insomma, che ti piace abbinare a questo tuo vino? beh, io questo qua lo abbinerei perché diciamo che ha anche molta erbe, comunque, scusa che adesso sorvolo un attimo l'abbinamento, se tu senti anche molto caratteristiche dei nostri vini, le erbe aromatiche, le Sì, erbe mediterranee, se tu sì, lo senti proprio la salvia, salvia, diciamo, rosmarino. forte, adesso io Sì, sì, lo perché adesso senti si proprio sta aprendo di più comunque, sì, sì, sì. anche sì, i profumi, perché giustamente poi quando sta in bottiglia il vino, una volta che sta nel bicchiere, cerca, insomma, si libera. Eh Quindi sì, e si sta non lo so. liberando. Non lo so, io negli abbinamenti ci metterei un po' tutto, insomma,
le cose anche che mangiamo tutti i giorni, cioè non andiamo a prendere cose proprio un pollo, una carne bianca, uno spezzatino, Beh, il pollo alla romana, quindi un benissimo, con pollo. i frascati. Sì, perché con le carni bianche, insomma, ci sta bene, insomma, come. Quindi non andrei a fare, perché io non sono così esperta cuoca, però, insomma, con un pollo ce lo vedo bene, molto Beh, bene. bene, bene. Allora è quasi ora di cena. Allora adesso dico a mio marito, dico, guarda, dico, abbiamo le rubbie. Sì, anche io, perché a questo punto se no la bottiglia rimane così, anche a casa mia la bottiglia a metà non rimane, perché insomma, insomma, Certo. quando si apre la bottiglia, insomma, tutti quanti la assaggiamo e quindi finisce. Bene, allora grazie Cristina Grazie a te, di questa Serena. piacevole chiacchierata. Speriamo di Grazie. rincontrarci presto, che bisogna vedere tutte le particolarità della vostra cantina, anche le Certo, sorgenti, eh? Anche le certo, sorgenti. perché insomma dobbiamo scoprire queste cantine che sono vicino a noi. E ripeto, poi ecco, ognuna ha la sua particolarità. Insomma, avere una sorgente Eh, nell'azienda è una cosa, avere poi una cisterna romana, insomma, sono tutte cose che vanno oltre certo. al territorio, anche proprio a quello che è il panorama di Frascati, insomma. Certo, certo. Allora, tanto risentiremo tuo figlio, insomma, perché Bruno, insomma, noi seguiremo queste Diciamo sì, sì, criptovalute, quindi come va la l'evoluzione, cosa, certo, 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 lo salutiamo che ci l'evoluzione. sta seguendo, salutiamo anche tutti i nostri followers e facciamo un cheers virtuale. Cina a tutti e Grazie, buona ciao. serata. Grazie Serena.